Apertura, dialogo, confronto. Le organizzazioni sindacali respirano una nuova aria a Palazzo dei Giganti. Dopo l'incontro di ieri, nel corso del quale l'amministrazione, con in testa il sindaco Firetto, ha offerto una panoramica a 360 gradi sull'insieme dei finanziamenti che il Comune è riuscito ad intercettare e sulle cose fatte in questi 2 anni di mandato. Riteniamo senza dubbio positivo l'avvio della discussione. Sono le parole del segretario provinciale della CGIL Massimo Raso, che poi aggiunge: le questioni che attengono allo sviluppo della città non possono rimanere ad appannaggio esclusivo dell'amministrazione, ma debbono diventare patrimonio condiviso delle forze economiche e sociali della città. Siamo particolarmente contenti che il sindaco conviene con noi circa la necessità che si dia vita ad un tavolo permanente su tali questioni, da convocare almeno 3 volte l'anno, con il compito di effettuare un monitoraggio continuo sull'attività posta in essere in questo settore, sullo stato di avanzamento dei singoli progetti. Assai positiva la convergenza con CISL e UIL, Confindustria e la rete delle professioni tecniche, osserva ancora Raso, con le quali sicuramente potremo sviluppare assieme al Comune un proficuo lavoro nell'interesse delle persone che rappresentiamo, specie quelle del settore dell'edilizia che stanno soffrendo una crisi che dura da tempo. E anche la CISL, con il segretario provinciale Maurizio Osaia, parla del decollo di una fase nuova a Palazzo dei Giganti. Qualcosa sta per cambiare, sottolinea, e noi presteremo particolare attenzione agli interventi previsti dall'inclusione sociale, perché riteniamo che possano essere il volano per la crescita sociale della città. Riteniamo che potrebbe essere la volta buona, conclude Maurizio Saia, e la CISL, attraverso assunzioni di responsabilità, vuole essere protagonista trasparente della crescita del territorio, soprattutto di fronte alle positività registrate.